Benvenuti, qui siamo in Sala della Ragione. Questa sala, che è stata fin dal XV secolo sede del municipio e sede del podestà. Come potete vedere in questa parete ci sono degli affreschi originali che col tempo sono stati scarpellati e un po' coperti. Tutto attorno Sala della Ragione trovate dipinti gli stemmi dei vari podestà che partono all'incirca dal 1400. Lo stemma più importante lo troviamo sopra il cenotafio di Antonio Canova, che è quello di Caterina Cornaro, che è anche il più grande dipinto in questa sala. Sotto lo stemma di Caterina Cornaro abbiamo il cenotafio di Antonio Canova. Dopo la morte di Antonio Canova, i suoi allievi hanno deciso di completare tutte le sue opere incompiute. E dopo la sua morte nel 1822 il cugino, Domenico Manera, ha deciso di completare quest'opera qua, che è stata donata al comune di Asolo nel 1825. Come possiamo vedere, di profilo Antonio Canova poggia su un'erma. Qui abbiamo una ghirlanda di fiori che scende dalla spalla e scende fino quasi alla base. Sotto c'è una corona di fiori con uno scudo e lo stemma. Di fronte troviamo un genio alato che piange il defunto e, come possiamo vedere, qui regge una fiaccola rivolta con la fiamma verso il basso, che sta a simboleggiare la vita che finisce. Si sta asciugando le lacrime con un drappo, con le pieghe del drappo che arrivano fino agli occhi. Dall'altra parte, dalla parte opposta di Sala della Ragione, invece, troviamo una delle opere più importanti del Canova, ovvero il Paride. Il Paride del Canova, che è una delle 3 riproduzioni fatte, è un marmo che rappresenta il Canova nell'atto di appoggiare il suo braccio sinistro su un tronco di albero con un drappo. È leggermente girato verso destra e nella mano destra, nascosta dietro, tiene la mela. È stato fatto su una base girevole in modo che si possa notare tutta la struttura girando a 360 gradi. Quindi qui possiamo girare tutto quanto il Paride e ammirare tutta l'opera. Come dicevo, è una delle 3 riproduzioni, è un marmo che è stato fatto dalla bottega del Canova, non direttamente da Canova, perché possiamo vedere qui che ha dei segni grigi, mentre Canova operava solo con marmo totalmente bianco. È una delle 3 opere, una è qui, una è a Venezia e una si trova a San Pietroburgo.